Movimento Turismo del Vino del Friuli Venezia Giulia ha organizzato il corso avanzato Spirito di Vino nel magnifico contesto dell'azienda Castelvecchio di Sagrado, nella quale faremo una visita introduttiva alla cantina e una successiva degustazione di vini. Il tema della serata sarà quello dei vini barricati e della carne. Questa sera interverranno relatori di rilievo quali Giovanni Munisso, l'eno esperto di vini che accompagna tutte le serate Spirito di Vino, e Sandro Bergamasco, titolare dell'azienda omonima Bergamasco, che offrirà a tutti i corsisti e partecipanti la degustazione delle sue pietanze, delle carni di Musin. Quindi vi aspetto anche per le prossime serate e buona degustazione a tutti. Sarà una bella serata, al di là dei vini, dell'aspetto dei barricati, che poi io li chiamerei anche come vini affinati in legno. Barricato è un termine sintetico, ci sta benissimo. È un altro termine, appunto, vini affinati in legno. E avremo soprattutto l'intervento di Bergamasco, che ci farà da vivo alcune ricette e ci darà degli ottimi spunti per farle noi, poi è una cosa bellissima secondo me. Poi abbiamo già visto questa bella azienda e una volta di più ringraziamo il Movimento Turismo del Vino, che unico come proposta ai corsisti offre, oltre al corso, anche l'opportunità di vivere il territorio, di vivere la cantina. Questo rimane qualcosa di più unico che altri corsi per motivi proprio anche probabilmente organizzativi, logistici, non riescono a fare, anche di identità, no? Una ventina di anni fa in Friuli non ne avremmo parlato con cognizione di causa, se non chiamando alcuni esperti iniziati in regione, che ce n'erano veramente pochi, fino proprio una ventina di anni fa. E chi erano questi esperti? Poi produttori come Dorigo, come Schioppetto, come lo stesso Jerman, come tanti, anche Valle per esempio, che sono andati per capire meglio l'uso dell'affinamento in legno, sono andati proprio in Francia, dove quest'uso nei secoli, negli anni non è mai smesso, non ha mai perso il tramando orale che crea conoscenza e che cresce la conoscenza negli anni. Questo perché? Perché a parte il Piemonte e la Toscana, in Italia, quasi tutte le regioni, Friuli comprese, siamo del Coglio, vicino a Spessa, Cardinale Immernicco. Siamo più famosi, diciamo, per la nostra trattoria, il Cian de Lusignuno. Magari noi facciamo qualità da una decina d'anni. Schioppettino e Redmond sono i nostri vini, insomma, più pregiati. Abbiamo scelto appunto barricati, abbiamo scelto per la serata in degustazione. La nostra carne è una carne che normalmente è più sapida di quella degli altri per un semplice motivo, perché l'alimentazione dei nostri animali è fatta con foraggi e affienati.
Cinzia, sono contenta di trovarti qua in questa serata e volevo sapere come ti sei trovata, come sono state le tue impressioni delle degustazioni, della visita dell'azienda. Se è la prima volta che partecipi? Prima volta, abbiamo fatto i corsi di degustazione, vengo a fare le serate tipiche che vengono fatte, mi trovo benissimo perché bella è l'organizzazione. Beh, devo dire che Giovanni è un grande, insuperabile. Poi stasera ho trovato il macellaio che è veramente una persona stupenda. Sì, mi è piaciuto moltissimo perché ha una cultura incredibile. Io personalmente non sono originaria di questa regione e quindi sono, diciamo, un esempio concreto del fatto che mi sta facendo apprezzare il territorio. Conoscevo un po' i personaggi che c'erano in questa serata, quindi mi sono trovata bene, come sempre del resto, quindi il bergamasco con i suoi piatti, anche se io la carne cruda non amo, però lui fa cose buone, e anche Giovanni che ci ha spiegato bene tutto quanto, e il vino che naturalmente ci ha stupito come sempre in maniera positiva. Mi piace molto questo tipo di serata, vino, cibo, quindi, compagnia, che è la cosa quindi più bella. La prossima ci sarai? Assolutamente sì. Già prenotati siamo. Bene. Possiamo dire del vino. Ho sentito uno schioppettino che non avevo sentito prima. Io ho partecipato anche alla festa dello schioppettino, mi aspettavo un altro tipo di bocca. Questo schioppettino qua è per me una bella evoluzione dello schioppettino. Qui veramente si vive il piacere di arricchirsi cogliendo più aspetti da interlocutori diversi, dove anche il fatto di essere immersi in un contesto molto bello, molto elegante, ci aiuta in questo, no? E gli aspetti sono molteplici, non è solo il vino, perché il vino non è l'unico soggetto di un piacere, che è sempre più un piacere condiviso, di socializzazione, un piacere legato allo stare assieme a tavola e in altri momenti. Quindi il vino è uno degli interpreti, e in questo caso gli altri elementi sono la carne, ma non solo, del modo di farla, del modo di proporla, del modo di cucinarla, del modo di presentarla anche, quindi importantissimo questo.